Ed era Miele, buongiorno a tutti da Paola 4, 11, 26 minuti, come anticipato, come promesso, in questo giovedì 21 gennaio 2016 ho il piacere di avere qui con me in studio, potete anche guardarci in webcam su studio90italia.it. Saluto Samantha, ciao Samantha, è sempre che ormai Samantha ci sentiamo sempre, ci vediamo sempre, quindi mi fa molto molto piacere. Samantha non c'era, facciamo un plauso, ma il plauso maggiore, scusami Samantha, ma va a lei perché è un'artista siciliana che finalmente ha raggiunto una vetta nazionale perché parteciperà nella sezione Nuove Proposte 2016 al Festival di Sanremo. Manuela, ovvero Miele, ciao! Ciao! Benvenuta, benvenuta, lei di Caltanissette, siciliana, e abbiamo il piacere di ospitarla in studio quest'oggi. Come stai? Bene, bene, sono felice di essere tornata per pochissimo tempo in Sicilia e poi sto facendo questo tour vicino al mare, visto che abito in una delle poche province dove non c'è, quindi sono contenta. Ma noi siciliani abbiamo comunque nel cuore le nostre radici, la nostra terra, anche il mare, anche se non c'è Caltanissetta, però sì, comunque ce l'abbiamo in qualche modo sì, nel cuore. Senti Miele, partiamo subito con la domanda che ti avranno già detto milioni e milioni di persone, banale immagino, però comunque i nostri ascoltatori sono curiosi di sapere, ma perché Manuela si chiama Miele? Esatto, sì, mi hanno fatto questa domanda immagino tantissime volte. Guarda, se devo essere sincera, non mi ero mai posta il problema del nome d'arte, comunque, e quindi per tutti ero Manuela e basta, andava bene così. Quando ho deciso di iscrivermi ad Aria Sanremo, nella domanda di iscrizione c'era appunto la voce scegliere nome d'arte oppure nome d'arte, indicare il nome d'arte, e lì si è posto il problema. Sapevo che non volevo avere un nome lungo, quindi il mio nome e cognome Manuela Paruzzo, per alcuni Paruzzi, però infatti, al singolare infatti lo ricordo per questa cosa. Paruzzo. Ti devo dire che è stata una scelta istintiva, proprio mentre guidavo la macchina mi è venuta questa parola, solo che avevo paura di snaturarmi, che comunque non riuscire ad abituarmi a un nome che in quel momento era assolutamente vuoto. Ma man mano mi sono accorta che l'ho personalizzato con delle cose che poi sono coerenti con la mia personalità, col mio carattere, e tutti mi dicono sei dolce come il miele. Non l'ho detto, ma grazie. Però no, sicuramente una delle caratteristiche del miele è la dolcezza, però secondo me anche il miele è molto denso, il miele fa bene, però. Esatto, spero di far bene a tutti, e io penso di avere un approccio alla musica di quel tipo. Penso di avere una vocalità abbastanza densa e forte, se si può. E con un timbro molto caldo, questo graffio che hai nel timbro, te lo dicevo anche fuori diretta, è bellissimo e voglio dirlo anche pubblicamente. Mentre ti parlo, ecco, cosa accade? Mentre ti parlo è la prima canzone in assoluto che ho scritto. Io ho frequentato un'accademia a Milano e ho deciso di iscrivermi a un corso di scrittura, solo che non riuscivo a scrivere nulla. Ma perché era un blocco? Perché proprio non avevi ispirazione? Non avevo mai provato a scrivere. Forse c'era una specie di paura, un'autocensura, quindi magari iniziavo a scrivere, però per un motivo o per un altro, che schifo, cestino, subito, via. Durante una lunga telefonata, anzi forse era breve però intensa, telefonata con mio padre, con una breve lite, ho sentito e avvertito il bisogno di scrivere qualcosa. Magari quelle cose che non ero riuscita a dire al telefono, perché poi non si riesce a comunicare quando ognuno ha un suo pensiero. Da lì ho fatto vedere appunto questa prosa di parole al mio maestro, al mio professore, che è anche il coautore di Mentre ti parlo, che mi ha detto che c'era qualcosa di interessante, che dovevo continuare a lavorarci. Ed è nata Mentre ti parlo, è nata così. Quindi è vero che le emozioni alla fine sono la base più importante nella scrittura di una canzone. Se manca quello. Secondo me sì, devo dire che il fattore, secondo me il primo approccio deve essere appunto quello istintivo, ci deve essere l'ispirazione. Comunque l'ispirazione può essere, la scrittura può essere sicuramente coltivata, bisogna leggere, bisogna viaggiare, non bisogna stare solo con la testa a guardare il tetto diciamo di casa sperando che arrivi. Bisogna essere curiosi, secondo me da lì poi ti viene voglia di scrivere. Sì. Qual è stato il tuo primo pensiero quando hai vinto praticamente Aria Sanremo? Allora,
che porta, diciamo a chi non lo sincera. sa, a Sanremo è praticamente il concorso, se così vogliamo definirlo, lo è, che porta direttamente al Festival di Sanremo. Esatto. Erano in due quest'anno, lei e Mahmood praticamente, Sì, sì. che accedono direttamente al Festival di Sanremo, pensate. Esatto, sì. Quindi è Guarda, ancora più difficile per loro, diciamolo, perché Sì. è ancora più complesso, perché non sono seguiti in effetti Da una casa da una casa sì. discografica, da una major, una casa discografica insomma di rilievo. Sì. Ecco. Guarda, devo essere sincera, io ho pensato esattamente questo e adesso, puntini, mi sono spaventata, ero felicissima. A chi l'hai detto? Chi è stata la prima persona a sapere? Che avevo passato. Ma guarda, siccome era in onda. Ah, certo, quindi perché c'è stata la tutti hanno finale in diretta, è saputo, vero, è però vero. prima di prendere il cellulare, la prima persona è stata mio padre. È stato il primo che è riuscito a chiamarmi, perché in quel momento non potevo chiamare nessuno. Ed è stata la prima persona È che tutto un che ho cerchio sentito. allora alla fine, Sì, visto? sì, Perché sì, dalla sì. lite, da cui nasce poi la canzone Sì. e poi È insomma stato- la prima è stato il persona primo. alla quale chiamare. Facciamo una cosa, Miele, fermiamoci un attimo. Io volevo dare ai nostri amici in ascolto le nostre coordinate, se qualcuno volesse insomma fare una domanda a Miele, eccetera. 380 19 33 500. Torniamo tra poco, anche perché tra pochissimo abbiamo anche qui un'amica che vorrebbe chiederti qualcosa. Quindi noi ci fermiamo un attimo, Ok. ascoltiamo una canzone che tra l'altro so che a te sta a cuore. Perché? Perché è Lucio Dalla che l'ha scritta e non mi piace tanto il significato di questa canzone. Il titolo è Balla Ballerino e per me il ballerino è quello che appunto porta l'arte nel mondo e per un attimo l'arte riesce a fermare la sofferenza, riesce a dare speranza e secondo me questa è la forza il vero significato dell'arte è questa, quella di distoglierci un attimo dai problemi del giorno. E l'ascoltiamo, Lucio Dalla. Una canzone scelta da Miele no, è quella dopo. Mi sono fregata da sola. Balla Ballerino, Lucio Dalla, che ti sta particolarmente a cuore. Stiamo parlando proprio di questo. Poi capirete perché stavo per dire un altro titolo di un'altra Però canzone. ti sei salvata in calcio d'angolo. A metà. Giochiamo. Secondo voi qual era il titolo della canzone? No, vabbè, parliamo invece di Sanremo, del Festival di Sanremo. Avevo preannunciato prima che c'era Enza, che fa parte di Radio Academy, dell'Accademia Radiofonica, che voleva fare una domanda a Miele riguardo la sua partecipazione, riguardo la musica, insomma, vediamo un po' qual è la domanda di Enza. Ciao Miele, volevo Ciao. chiederti una cosa. Pensi che la musica italiana oggi doni il giusto riconoscimento ai cantautori, soprattutto alle donne, che ce ne sono poche sulla scena? Bella domanda. Guarda, non lo so, se devo essere sincera non lo so, però ti devo dire che io sono tantissimo legata alla musica italiana e che secondo me ci sono state delle donne che lasceranno un segno, hanno fatto la storia. Dal mio punto di vista Gianna Nannini è una di quelle, e ricordare una cantautrice siciliana è Carmen Consoli. Mi è capitato da poco di guardare, siccome stavo guardando dei video di Sanremo, e proprio mi è capitato di guardare Carmen Consoli alle prime armi, ma non è così. Comunque Carmen Consoli agli inizi, al suo primo Sanremo e al suo secondo, dove portò Confusa e Felice. A parte che è una bellissima canzone, ha un bellissimo testo, ma la cosa che mi ha fatto completamente impazzire era l'atteggiamento del suo corpo. Lei stava andando al Festival di Sanremo, che è un posto elegante, però comunque aveva un atteggiamento, un movimento del corpo quando c'erano proprio gli stacchi, a parte che è arrivata con quella chitarra. Era proprio rock and roll, cioè era rock ed mi è sembrata molto se stessa, quindi anche fuori dal contesto, nel senso ha portato se stessa sul palco. E secondo me sono nomi che rimarranno alla storia, non c'è dubbio. Quindi io sono legatissima alla musica italiana, cerco sempre di cantare il più possibile in italiano, anche se mi piace il blues, che per me è un genere molto straniero. Però per chiudere questa risposta penso che ci sono delle donne che hanno fatto la storia e che rimarranno assolutamente.
E noi ci auguriamo che anche Miele possa farla, insomma, perché quindi voglio dire, parte tutto dal Festival di Sanremo, anche se tu hai una gavetta, un'esperienza, un background. Questo mi fa piacere dirlo perché comunque lei è una che suona in giro, che ha fatto un sacco di cose, e ho visto anche dei video, ho visto anche delle serate molto molto belle, anche dei brani riarrangiati. Questa è un'altra cosa che ho apprezzato molto. E a tal proposito vorrei invitare i nostri amici siciliani soprattutto a tifare per la nostra Miele siciliana, quindi mi raccomando, quando ci sarà la possibilità di dedicarsi, di televotare, puntiamo sulla Sicilia, facciamo crescere la nostra terra, facciamola andare avanti, perché i nostri artisti meritano tanto e hanno bisogno del nostro sostegno, e noi siamo caldi in questo, quindi lo faremo senz'altro. Facciamo così: nel tuo album, che presto uscirà dopo il Festival di Sanremo, ci sarà anche un'altra cover riarrangiata, a proposito, no? Esatto. Dimmelo tu, dai, anche se lo so, lo stavo dicendo prima, però a questo punto non lo dico proprio. Ok, la cover è appunto Grande figlio di puttana degli Stadio, scritta a quattro mani da Lucio Dalla e Curreri. A proposito di Dalla, ecco, ritornando esatto, a Dalla. Sì, poi si ritorna sempre esatto, lì. come il padre quando Sì. si vede all'inizio. Esatto. Facciamo così, l'ascoltiamo insieme, poi ci fermiamo un attimo e poi torniamo a parlare ancora di Miele, del Festival di Sanremo, perché adesso poi ho delle curiosità da chiederti proprio sul festival, perché già le prove le avete fatte, no? La prima prova sì. Ecco, quindi mi svelerai un po' questi Ok. retroscene, questi backstage che ci sono sia a me che ai nostri amici in ascolto. Ok. A tra poco. Cantava Carmen Consoli, confusa e felice. Io sono qui con Miele in studio, buongiorno. Che confusa e Che felice. confusa e felice, appunto, perché tra poco parteciperà al Festival di Sanremo. Stavamo un po' chiacchierando fuori diretta, perché lei ha già fatto le prove, l'abbiamo detto anche prima. Vorrei un po' raccontate come sono andate queste prove, questa prima prova con questa orchestra, con tutti questi elementi. Guarda, appena ho proprio messo piede là dentro, per un attimo mi sentivo paralizzata, perché ho visto che alla mia sinistra c'erano tutti quegli archi, alla mia destra c'erano tutti quei musicisti che guardavo in televisione o che comunque ho seguito, ho ascoltato. Mi viene in mente il bassista Lorenzo Poli, che avevo visto anche fare dei seminari all'accademia che ho frequentato. È stato strano. È stato strano perché tu li vedi tramite uno schermo spesso, comunque hai sempre seguito il festival da uno schermo, e in quel momento, anche se non era la serata, però c'era tutta questa gente che stava suonando un brano che è scritto tra l'altro parecchi anni prima. All'inizio è stato proprio emozionante. Tra l'altro per i primi 20 minuti il maestro Massimo Zanotti, che sarà il direttore d'orchestra che dirigerà appunto Mentre ti parlo, ha iniziato a far provare appunto le parti agli archi, quindi io ho iniziato ad ascoltare tutte le parti degli archi sul mio brano, non lo so, sembrava, ero con la cuffia, paralizzata, ero stordita, Pensa un po' all'Ariston, tutti cosa quegli accadrà? strumenti. Sì, ho detto, ma cavolo, ma che bravo, che cosa ha scritto, cioè una persona sensibilissima, ha capito proprio. Chi porterai cosa con te a fare. Sanremo? Chi verrà con te a Sanremo? A parte Samantha, ovviamente. Guarda, ti devo dire che dietro c'è uno staff che comunque è diventata una famiglia. Tra l'altro Samantha e Manuel che mi stanno salutiamo anche Manuel, sopportando. infatti. È una squadra che si è creata in poco tempo, però con cui c'è una bella atmosfera. Il mio compagno, il mio accompagnatore sarà il mio vocal coach, che comunque non è solo il mio vocal coach, che si chiama Claudio Fabbro, che ha curato. Abbiamo svelato una chicca, sappiatelo, Sì. In qualche modo l'ha detto. Sì, però che alla fine povero maestro deve sopportare tantissime altre cose. Mi accompagna a comprare i vestiti, mi cerca di calmarmi quando Ecco, sono in ansia. l'abbigliamento al Festival di Sanremo non lo sveliamo del tutto, però ci vuoi svelare un accessorio che porterai con te al Festival di Sanremo? Magari l'abbigliamento no, perché poi è una sorpresa. Allora, guarda, ti devo dire che su questa cosa ho tantissima paura, nel senso che l'indicazione che ho dato è stata questa: vorrei essere comoda e sentirmi a mio agio.
E in questo momento, anche se non si vedono, sto indossando delle scarpe che praticamente non tolgo mai. Vi giuro che la notte però dormo senza scarpe. Vorrei acquistare uno stivaletto simile. Sono tentata di portare lo stesso. Faremo però la quando foto dico questa cosa tutti si paralizzano e dicono: ma stai scherzando? No, vorrei veramente sentirmi. Allora faremo la foto dello stivaletto, tra poco la pubblicheremo sulla pagina Facebook di Radio Studio 90 Italia, solo musica italiana. Miele, ormai l'abbiamo detto, quindi promesso, lo faremo. Nel frattempo un'ultima domanda prima di salutarti, perché so che tu hai 1.000.000 di impegni chiaramente, e ti ringrazio per essere stata con noi, intanto perché mi fa molto piacere. Ringrazio te. Vi ricordo di tifare per la Sicilia, vi ricordo di sostenere la nostra terra, mentre ti parlo, anche perché merita tanto. Tra poco uscirà anche il disco, mi dicevi quando esce l'album? Esce la settimana di Sanremo, il venerdì 12. Quindi acquistate anche la bella musica, perché è importante per portare avanti la nostra terra. Ma a proposito di musica, se io ti dico musica, ecco, qual è la sensazione che tu hai? Quella di perdere il controllo, come ti dicevo poco fa. Come se la musica, cioè chi riesce a farsi impossessare dalla musica, tipo Janis Joplin o Carmen Consoli, come ti dicevo in quel brano quando ha cantato Sanremo, per me la musica è quello, proprio perdere il controllo, dare alla musica, far sì che la musica prenda proprio il controllo su tutto, sulla voce, sul corpo. E io sono sicura che questo accadrà al Festival di Sanremo, una perdita di controllo sana, ovviamente, è una perdita di controllo di emozioni che faranno parte sicuramente di Miele, di chi ascolterà Miele, perché poi è quello che deve arrivare dritto al cuore. Grazie per essere stata con me. Grazie a te. Appuntamento a tra poco, sempre con la notizia Fa 90. Ringrazio Giachi dall'altra parte del vetro, saluto Samantha Emanuel, saluto la nostra amica Enza, i nostri ascoltatori che hanno inviato delle domande. Salutiamo anche Peppe Sferrazza, un Ciao, nostro Peppe, amico. esatto. E torniamo tra poco. Grazie Miele, in bocca al lupo con Viva il lupo. Mentre ti parlo. Prima lei è stata speaker, quindi adesso facciamo una cosa. Simuliamo. Oh, mamma mia. Dirige l'orchestra. Dirige l'orchestra il maestro Massimo Zanotti. Canta Miele. Mentre ti parlo. Torniamo tra poco. Guardati allo specchio, sotto le rughe troverai i miei occhi, magari